essere. Allerta maltempo al di sotto delle previsioni. Questa mattina l'acqua alta a Venezia si è fermata a 128 centimetri, ma l'allerta resta alta per le prossime ore. E l'acqua alta continua a fare danni al patrimonio artistico di Venezia, soprattutto a San Marco e in Basilica, dove l'allerta è massima anche per questa notte. Su proposta del Presidente Zaia, la Giunta ha approvato un progetto di legge, prevede che la bandiera veneta debba essere esposta in tutti gli edifici pubblici. Saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di Cintocao Maggiore i funerali di Davide Zavattini, il 38enne morto domenica nell'incidente stradale alle porte del paese. Poche settimane al referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, si alzano i toni, la CGIL chiede espressamente ai cittadini di votare no. Denunciato un autista NCC che lavora all'aeroporto di Venezia, aveva rubato il tablet di un operatore di un'agenzia di viaggi approfittando di un suo momento di distrazione. Mea culpa, a 10 anni dal funerale di Venezia, i membri di Venezia.com hanno organizzato un nuovo evento nel quale non mancheranno le sorprese. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano l'ondata di maltempo e l'emergenza acqua alta che questa mattina si è fermata a 128 centimetri al di sotto delle previsioni, anche se l'allerta resta alta per le prossime ore. Scongiurato il pericolo dei 155 centimetri, questa mattina il picco si è fermato a 128 a Punta della Salute, mentre a 130 per quanto riguarda la Misericordia. Ora non resta che attendere che cosa ci si dovrà aspettare per domani. Scuole di infanzia e asili nido chiusi in centro storico e nelle isole, regolari invece a Lido, Pellestrina e Terraferma. La marea però si è fermata al di sotto del picco massimo previsto. L'attenzione resta alta per le prossime ore, visto anche il perdurare di precipitazioni abbondanti accompagnate da un forte vento. Per le prossime ore dobbiamo aspettare i dati verso le ore 22 circa, proprio per fare delle previsioni. Il picco massimo questa sera sarà attorno alle ore 23 e potrà raggiungere quota 140 centimetri. Quindi invitiamo sempre a usare tutte le cautele del caso a tutti i cittadini, ma anche i nostri ospiti al turismo che è qui presente su Venezia, a fare attenzione e a usare naturalmente tutte quelle precauzioni utili alla situazione. In primis l'utilizzo di stivali e nei momenti di massima evitare di uscire di casa. Al contrario di come si temeva nelle ore precedenti, l'alta marea non dovrebbe avvicinarsi al picco di 155 che lo scorso anno provocò non poche difficoltà. In questo momento non abbiamo nulla che possa presagire una situazione analoga come l'anno scorso, quindi a una quota oltre i 150 centimetri. A fronte di queste previsioni, in accordo con la Prefettura, è stato attivato il centro di comando previsto per il piano acqua alta nella sede della Polizia Locale e attivata la Protezione Civile. Il COT è attivo e siamo qui, stiamo lavorando e in questo senso il monitoraggio è costante, continuo in tutti i vari punti della città. Sono state distribuite oltre 40 persone, oltre 40 volontari di protezione civile in tutto il territorio. Stamane ne avevamo 4 squadre su quelle che sono le isole Lido, Pellestrina e anche attivate su quelle che è l'isola di Burano. Nulla fortunatamente ha avuto di che creare problemi, quindi situazioni critiche non ce ne sono state e continuiamo a rimanere sempre operativi. La Prefettura ricorda che in caso di alta marea superiore ai 120 centimetri sono percorribili solo il Canal Grande, Rio di Cannareggio, Rio Novo e per i mezzi di soccorso anche il canale delle Galeazze. E pur essendo stata inferiore al previsto, l'acqua alta continua a fare danni al patrimonio artistico veneziano, soprattutto alla Basilica di San Marco. Anche questa notte una nostra squadra con il Proto, che è l'architetto Piana, sarà presente in Basilica e pronto a cercare di evitare il peggio.
L'acqua alta si è fermata a 128 centimetri rispetto ai 140 previsti, è andata quindi meno peggio di come si temeva, ma per un gioiello fragile come la Basilica di San Marco i danni ci sono comunque, l'acqua è entrata lo stesso. Beh, è entrata nel nartece più che nella chiesa, l'atrio è il nartece ed è stato 70 centimetri ed è un pianto essere lì con i marmi bagnati, quelli che avevamo appena sostituito sono stati nuovamente bagnati dall'acqua salata. Quindi è comunque un fatto grave per la città di Venezia e per la città e per la Basilica di San Marco in particolare. Il sistema di pompe messo a punto in Basilica funziona fino a maree di 85-86 centimetri. È servito a diminuire gli allagamenti del 70%, non è ancora abbastanza. Gli effetti dell'acqua alta non si vedono subito, ma sono estremamente gravi. I mattoni si imbevono di acqua salata. Poi quando si asciuga l'acqua evapora ma il sale rimane, è come un concentratore di sali. Se di fronte c'è un marmo, questo sale rischia di passare al marmo e quindi corrode fisicamente e porta a delle disgregazioni dei marmi. L'acqua oltretutto attraverso i mattoni che sono porosi sale anche per capillarità e può arrivare fino sopra dove sugli intonaci sono appoggiati i mosaici. L'impegno per preservare un patrimonio storico e artistico di livello mondiale c'è, ma occorre che tutti contribuiscano, non solo a Venezia. L'appello al governo senz'altro perché concluda le cose che stava facendo e che aveva dichiarato di fare e anche magari ci aiuti a noi per aiutarci nei restauri che dobbiamo fare. Ed il Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini ha annunciato l'invio di ispettori del Ministero a San Marco. Attendiamo, scrive in una nota, l'esito degli ispettori del Ministero che avranno non appena l'attuale fenomeno di acqua alta sarà terminato, ma siamo pronti a finanziare quanto richiesto lo scorso anno dalla Sovrintendenza per il Comune di Venezia e Laguna per la tutela della Basilica di San Marco. E l'allarme acqua alta non è finito, tra frotte di turisti divertiti i commercianti veneziani si preparano invece a passare la notte in bianco in attesa del prossimo picco di marea. This is insane. I have never seen this much rain before or flooding like this. It's crazy. Hermoso, hermoso. Yo sé que en esta temporada de octubre y noviembre es así, pero me parece muy bonita la experiencia. Muy bonita. Insane ma hermoso, folle ma bello, si potrebbe dire mescolando le lingue che come sempre si incrociano a Venezia. Per i turisti, Piazza San Marco con l'acqua alta rappresenta una visione suggestiva dal richiamo irresistibile. C'è chi si limita a scattare 1 milione di fotografie e chi fieramente diffonde via social imprese meno edificanti anche dal punto di vista sanitario. Altrove, sui social si vedono galleggiare per i canali flotte che poco onore fanno alla storia della Serenissima. Intanto, a pochi metri dai turisti in Piazza San Marco c'è chi non ha tempo di divertirsi, i commercianti della frezzaria ad esempio. Senta, qua praticamente si lavora al volo, diceva lei. Sì, si lavora al volo perché siamo tutti un po' precari, no? Si vende di meno? Beh, insomma, se la gente non entra, nessuno compra, no? Quindi è una statistica, quindi perdiamo la giornata lavorativa, noi, trasportatori, tutta la città. La mattinata per loro è andata meglio del previsto. L'acqua si è fermata a 1,28 m, ma i 140 centimetri previsti per la notte preoccupano. Stasera non lo sappiamo, come al solito dovremmo stare qui e vedere. Qui trascorrerete la notte in negozi? Penso di sì. Non è la prima volta comunque, credo. No, è già successo e vedremo come andrà. E questa notte dovrò stare qua perché con queste quote devo per forza di cose controllare la situazione, sia mai che magari la pompa che ho dietro si rompe, sia mai che salta la luce, qualsiasi cosa, perché al limite se si rompe la pompa magari con il secchio tampono. Si passa una notte in questo caso? Ma in allegria normalmente, qualche ombra, mangiamo qui vicino, sorvegliamo i negozi. Perché sono tutti in piedi comunque? Sì, per forza, diventa quasi una festa. E quindi c'è grande attesa e preoccupazione proprio per quanto potrà accadere nelle prossime ore. Acqua alta che ha interessato non solo Venezia ma anche Chioggia, dove questa mattina alle 10 si è toccata una punta massima di 132 centimetri a fronte dei 140 previsti. Secondo le previsioni dell'ARPA la marea sarà sostenuta anche questa notte e domattina, quando all'1:30 è prevista una punta massima di 145 centimetri.
millimetri e l'ondata di pioggia e di maltempo che ha colpito il Veneto proseguirà appunto anche nelle prossime ore. Sono previste ancora precipitazioni diffuse e frequenti con quantitativi anche abbondanti. Saranno inoltre possibili rovesci, localmente anche temporaleschi, specie in pianura. La fase più intensa è prevista tra questa sera e la mattina di mercoledì, mentre domani pomeriggio è possibile un diradamento delle precipitazioni. In montagna al limite della neve è previsto intorno a 1500-1600 metri sulle Dolomiti, in abbassamento a partire da questa sera. Le previsioni indicano inoltre un rinforzo dei venti dai quadranti orientali a partire da questa sera. Un anno fa la legge fu bocciata dalla Consulta, ma il Veneto non si arrende. Stiamo parlando della bandiera del Veneto. Su proposta del presidente Zaia, la Giunta regionale ha infatti approvato oggi un progetto di legge che prevede che la bandiera veneta debba essere esposta in tutti gli edifici pubblici. Oggi ho ripresentato un progetto di legge che verrà approvato dal Consiglio regionale per l'obbligo dell'esposizione della bandiera negli edifici pubblici statali, le prefetture, le questure, tutti gli edifici pubblici e anche gli altri. Vedremo se anche questa volta il governo deciderà di impugnare la legge. Comunque se la impugnano la difenderemo ovviamente con i denti ancora una volta. Un progetto di legge approvato all'unanimità dalla Giunta regionale, quello presentato dal presidente Luca Zaia, secondo il quale questo provvedimento dovrebbe essere esportato anche in tutte le altre regioni italiane, come un gesto di considerazione dovuto alla comunità di un territorio. Quella riproposta dalla Regione è anche una legge che un anno fa era stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Pochi giorni fa, invece, ad un giovane è stato proibito l'ingresso allo stadio di Padova con una bandiera veneta. Direi intanto che è scandaloso quello che è accaduto. Stiamo parlando di una bandiera che ha oltre 1100 anni di storia, è l'unica bandiera al mondo che riporta la parola Pax, cioè pace al suo interno, e poi giù le mani dal Veneto. Non esiste che si vieta a un ragazzo di 16-17 anni, non ho ben capito, di entrare allo stadio perché la bandiera del Veneto con sé. È scandaloso quello che è accaduto. Il testo ora proseguirà il suo iter e sarà sottoposto all'esame e al voto del Consiglio regionale, così come si spera prosegua l'iter dell'autonomia del Veneto. Chi non è a favore dell'autonomia? Tutti quelli che sprecano. Sarà mica possibile che la Calabria ha un comune su 2 in dissesto finanziario e il Veneto nessuno. Io non ce l'ho con la Calabria, però dico semplicemente che autonomia è responsabilità e guarda caso chi non la vuole è chi ha problemi con i conti. Bisogna controllare bene i conti, amministrare bene, eliminare le sacche di mala gestio o di mala gestione nelle regioni e così si sistemano i conti pubblici, perché se tutti vivessero come i veneti, in Veneto con la finanza pubblica avremmo 200 miliardi di risparmi all'anno. Saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di Cinto Cao Maggiore i funerali di Davide Zavattini, il 38enne morto domenica nel tragico incidente stradale alle porte del paese. Artigiano e vigile del fuoco ausiliario, viaggiava sul sedile del passeggero di una Passat condotta da un'amica, una 25enne di Summaga di Porto Gruaro. I due stavano correndo in aiuto ad un altro amico che aveva minacciato di suicidarsi buttandosi sotto il treno. L'auto però è sbandata finendo la sua folle corsa capottata in un fossato e per Davide non c'è stato nulla da fare. Il pubblico ministero della procura di Pordenone, che ha aperto un procedimento penale per omicidio stradale a carico della conducente, non ha ritenuto necessario disporre l'esame autoptico sulla salma ed oggi è stato dato il nulla osta. I familiari hanno così potuto fissare la data delle esequie che si annunciano molto partecipate. Saranno infatti in tantissimi a voler dare l'ultimo saluto al 38enne e stringersi ai suoi congiunti distrutti dal dolore. Noi ci fermiamo ora per qualche istante, linea alla regia. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Torniamo ora a parlare del referendum per la separazione di Venezia e Mestre. Ormai mancano poche settimane, i toni si fanno sempre più accesi. La CGIL chiede espressamente ai cittadini di votare no.
Noi come CGIL abbiamo indicato il no a questa separazione in modo forte e unanime, perché siamo convinti che dividere le città, dividere la città, separarsi non serva come fattore di sviluppo e crescita della città, ma serva solo a rispondere a piccole rivendicazioni autonomiste che nulla hanno a che vedere col futuro, con lo sviluppo e con il lavoro. Piccole rivendicazioni autonomiste, così la CGIL bolla la richiesta di dividere Venezia da Mestre a poche settimane dal voto in programma per domenica 1 dicembre dalle 7 alle 23, quando alle urne saranno chiamati 207.000 cittadini. Ma la questione, dice la CGIL, più che di forme e di sostanze, riguarda da vicino l'erogazione dei servizi essenziali, soprattutto quelli rivolti alle fasce più deboli. Pensiamo a quali sono le prestazioni sociali e sanitarie che offriamo agli anziani nel Comune di Venezia e quelle che invece offriamo nei piccoli comuni della città metropolitana. Per la CGIL la consultazione del 1 dicembre non dovrà essere un referendum pro o contro Brugnaro, per quello ci sono le imminenti elezioni di primavera con relativi giochi politici inevitabilmente ancora in corso, e proprio con Brugnaro la CGIL marca la differenza, nonostante entrambi alla fine siano per il mantenimento di un unico grande comune. In realtà il sindaco ha indicato di non andare a votare, invece noi siamo convinti che si debba andare a votare e si debba votare no, perché difendiamo l'istituto del referendum, difendiamo i momenti di partecipazione e siamo convinti che per sconfiggere questa deriva autonomista serve una grande partecipazione che dica no alla divisione e sia una Venezia unita, più forte non solo in Veneto ma nel mondo. Un autista NCC di 32 anni che lavora all'aeroporto Marco Polo di Venezia è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza mentre ha rubato il tablet di un operatore di un'agenzia di viaggi operante nello stesso scalo, approfittando di un attimo di distrazione. Poi l'uomo se n'è andato, gli occhi elettronici lo hanno ripreso e i carabinieri sono riusciti ad incastrarlo, è stato quindi denunciato. A 10 anni dal funerale di Venezia, i membri di Venezia.com hanno organizzato un nuovo evento nel quale annunciano non mancheranno le sorprese. Sono passati 10 anni dal 14 novembre 2009, 10 anni durante i quali sono successe tante cose, molte cose sono cambiate, molte cose no. Per questo i protagonisti di Venezia.com hanno deciso di organizzare un altro evento a 10 anni dal funerale di Venezia. Vogliamo ricordare quello che è successo 10 anni fa, perché a malincuore siamo stati delle Cassandre incredibili, perché dopo 10 anni tutto quello che abbiamo denunciato e esposto si è verificato, non solo a Venezia ma ahimè anche in tutte le altre città turistiche del mondo. Quel 14 novembre si celebrava il funerale della città che lentamente è andata sempre più verso il declino. Purtroppo in peggio, perché le case non si trovano più, gli abitanti sono diminuiti di circa 8.000 unità, quasi 1.000 all'anno, non ci sono più negozi, la città è allo sbando e facciamo finta che vada tutto bene, però la realtà è questa. Ci dovremmo aspettare una sorpresa alla Venezia.com? Assolutamente sì, faremo una raccolta firme clamorosa, ma non vorrei dire, ho promesso che non la dico fino a che la gente non entra e trova la raccolta firme. Non resta che cogliere l'invito e scoprire di che cosa si tratti, e non mancherà l'interpretazione magistrale di Cesare Colonnese. Vi aspetto giovedì 14 novembre alle 17:30 assieme a tutti i componenti di Venezia.com in sala San Leonardo a Cannareggio, Venezia. Ed ora un'occhiata alla nostra programmazione, perché a grande richiesta, dopo il successo della prima trasmissione, andrà in onda in replica giovedì alle ore 21:15 il documentario realizzato dalle emittenti del nostro gruppo sulla tempesta Vaia a poco più di un anno dal disastro che devastò il Veneto. Appuntamento quindi su Antenna 3 giovedì a partire dalle 21:15. E questa sera invece, subito dopo i TG, come sempre l'appuntamento è con 20:10. Questa sera ospite di Ferdinando Avarino, l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso, Alessandro Manera. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo.
Il vortice responsabile del maltempo si allontana dal nostro territorio, tuttavia nella giornata di mercoledì 13 il tempo sarà ancora localmente instabile. Vediamo dove pioverà nel dettaglio. Sul Veneto al mattino piogge diffuse, la situazione però andrà via via gradualmente migliorando, con ancora qualche piovasco sui settori montuosi, ma entro sera sarà asciutto un po' dappertutto. Ancora acqua alta a Venezia con picchi di 130 cm, neve copiosa sulle Alpi dai 900 mm. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo condizioni ancora di tempo perturbato con temporali diffusi. Vedete, anche in questo caso però migliorerà in serata. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra i 15 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, ancora con qualche residuo fenomeno in giornata, localmente nevoso dai 500 metri di quota. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime sugli 8 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.